Sbucano le recinzioni a delimitare l'area di cantiere che darà forma alla vera e propria recinzione antidegrado, che sarà installata per delimitare l'area di Campomarzo Ovest che riguarda l'ovale dell'ex ippodromo. È stata recintata l'area di cantiere che sarà interessata dai lavori, dovrebbero cominciare con le prime opere di fondazione la settimana prossima, dipende sempre tutto dalle condizioni meteo che per tutti i cantieri all'aperto in questi mesi del 2024 hanno inciso fortemente sui lavori che avevamo in corso. Cantiere che terminerà entro l'estate, che prevede un lavoro preparatorio su più step a partire dal cordolo di cui inizierà la posa la prossima settimana. Ci vuole un'opera di fondazione preliminare su cui poi andare a installare la recinzione. Contiamo, sempre tempo permettendo, di concludere entro il mese di agosto. Recinzione che sarà in ferro battuto e che rientra nel progetto finanziato dal PNRR. Il ferro battuto, la recinzione, l'ampiezza della recinzione riguarda l'ovale dell'ex ippodromo della città, quindi sarà un'estensione già dell'attuale recinzione che contiene il parco giochi, quindi andrà a occupare l'area di Campomarzo Ovest, quindi quella salendo dalla stazione verso il centro città sulla sinistra. I costi sono all'interno del progetto PNRR, abbiamo modificato alcune opere previste nel progetto precedente, modificandole e recuperando le risorse per fare la recinzione che dovrebbe aggirarsi tra 250 e i 300 mila euro. Inoltre, a tutela della sicurezza è prevista anche una guardiania per la sorveglianza del parco pubblico.